abbiamo con noi il sindaco di Scaffingio. Guarda che cos'è. Buonasera. Come sta, sindaco? Ha visto di i componenti della Sartiglia? Sono venuto giusto per quello. Certo. Finalmente si vota gente, 2 persone in gamba. Non sempre 5 come in inglese sempre, capito? Cosa vuol dire? Che porta su Stavo scippo? in domo che sta gente shrimpa. Ah, perché ti dice che il pubblico mica ma sta scherzando? Vabbè, che anche io li che la radiolina stavo ti scippo tu. E vabbè, ascolta tanta gente shrimpa e sta pretendente. Buono da Vabbè, comunque è venuto a complimentarsi. No, sono almeno. complimentati, gli tocco anche la mano, ci si tocchi di... No, grazie a lei, anche a lei, perché sono venuto anche a dirle denda basciare Sagracarista. Ma perché non hanno la cagarista? Sagracarista perché si indipende scaresce perché il primo paese che ha inventato in Sardegna sta Sartiglia siamo noi comune di Scraffingio. Ma sta scherzando? No, ma veramente? No, e noi lo facciamo dal tempo di Sant'Arrungioso Martire la Sartiglia, addirittura. certo, ci mancherebbe. E come la facevate voi? A Burrincu, a Qua de Burrincu, la facciamo a Qua de Burrincu perché da noi Scraffingio su Burrincu è un animale sacro, è come la mucca in India. Quindi è come gli indiani che non mangiano la carne di mucca, voi non mangiate la carne di asino? No, c'è da mancare altro, fetti su danno. Noi bambini li svezziamo a pezzi e burrinco, c'è da mancare altro, a pezzi e burrinco si figura che su primo fuoco di nanta è un gorrino. Invece di fare il primo passo è cominciato a cracino. Ascolti, bravo. ma quindi... Ascolti, ma quindi la Sartiglia... Non ho capito. La Sartiglia, quindi noi facciamo la Sartiglia da sempre, l'unica particolarità è che invece della stella noi usiamo una conchetta di angione. Una testa di angione. Una conchetta di angione. E il cavaliere? Il cavaliere deve prendere l'occhio sinistro di Sangione. Ma davvero? È difficile da noi. Beh, se sbaglia prende il destro? No, vabbè, appena scende dalla bestia, quando sbaglia, c'è su componitore di bocca da soco con uno schidone, capito? L'occhio sinistro di bocca da schidone. Porca miseria. Tipo, si figuri che un anno gli aveva fatto questa Sartiglia questo shrimp de bidda, aveva sbagliato l'occhio, non l'aveva preso, ne fu cavato su componente di adasticchio so. L'anno dopo, prepotenti, io adoravo a Sezza, qua devo rinco, ritorna a passare, di adorare a sbagliare, allora si fu di dispiace per il componitore di ademfrissu su altro luogo. Da inzuppao. Ma è la moralità? La moralità, però, regola si funte in regola. Vabbè, mo' gusto è zuppo. Mo' gusto è zuppo, prende la pensione, però abbiamo la certezza che non è un falso invalido. Siamo certi. Scusi, e queste teste di agnello vi vengono date in dono? No, c'è da mancare altro. Noi andiamo il lunedì nel paese vicino, che Pastore si funti Castelli, la Pola, capito? Noi andiamo lì e indisegato una cinquantina di conchetta di angione, capito? Cioè andate a rubare gli agnelli? No, prendiamo solo sta conchetta. L'anello lo lasciamo lì. L'anello lo lasciamo lì anche perché poi il pastore, di che non tiene di sta scusa, può domandare i contributi. Vabbè, chiede i contributi? Beh, c'è da mancare altro. Non c'è da mancare, chiedono i contributi in San Regione. Si figuri che un anno di Nanta che in qua d'Ontesa, San Regione, capito? Un anno c'era questo qui, fu da andare in San Regione e ad andare a fu dicettenti con sapopidda, in su mezzo del soggetto di ascolto una varci furistea, capito? Quella per la farce, come la moglie si è spostata, ci fanno 10 angioni, si infila, c'è da si casa con chedda. A 10 agnelli, ma te scimpro? No, scimpro si funta in San Regione che a Ciantagretti, non prego. Si figuri di Antadonau 120 euro Sangione, Scirimpo su di Antesa. Ma scusi. Ma va bene. Allora, io vado, potete andare a preparare la pipì di maio. Anche voi la fate con le violette? No, noi lo facciamo con surciao, lo facciamo con surciao e su componitore gliela diamo in mano, da deppe da poter tutta sta giostra, capito? Tutta sta sartiglia, da che non ci dà da poter si dà via su papà, volla per volla. Ho capito. Se c'è queste chiese in bocca, dica. Prima di andare via, però, io le volevo presentare, venga. Dica. C'è un suo collega, il sindaco di Tempio. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene? Finalmente. Finalmente lo dico io. E poi abbiamo anche l'assessore, venga, Roberto Consu. Assessore alla cultura. Certo. Anche io ero assessore a Senurbì una volta. Come va? Bene? Ascolti, signor sindaco, loro fanno il carnevale a Tempio e gli voleva regalare questa bottiglia. Facciamo vedere questa bottiglia, perché ecco, qui abbiamo anche la mascotte. La ringrazio. Questa è la mascotte, la vede, Questo sindaco? è un gavone. È un gavone. È un gavone. Si chiama?
Si chiama Frigiola. Frigiola, Aspetta, datemi un la gelato, frigiola datemi lo un faccio sulla gelato, frigiola. Vieni veloce. Allora, se no non il sindaco vi non dite. può parlare. Il Ecco qua. primo collega a cui regaliamo la bottiglia di vino. Il primo collega la bottiglia di vino. E sarò È un vino prodotto? È un vino Faccio prodotto vedere. dalla cantina sociale di sì, Tempio. il primo collega che lo berrà entro stanotte. Silvia, prepara tutto che Mi raccomando, non sappiamo gli effetti collaterali. Però aspetta, siccome loro fanno anche un bel carnevale, assessore, ricordiamo l'appuntamento del carnevale di Vi Tempio. aspettiamo tutto a Tempio dal 16 al 21, quindi da giovedì grasso a martedì grasso. E ci saranno tutti i giorni sfilate. Sfilata giovedì, domenica, martedì, gli altri giorni si balla, si Ma il beve, si processo danza. quando è? Il processo è martedì. Martedì, la chiusura del. La chiusura, voi di Videolina sarete ospiti, insomma, farete andiamo. la diretta della sfilata e quindi vi aspettiamo tutti quanti, anche chi non può venire a Tempio, speriamo vengano tutti, chi non può venire ci può vedere ce in lo TV. guarda in TV. Rigorosamente mascherati. Il tema dell'anno qual è? Ma il tema dell'anno è il carnevale. Dove quindi, lo metti? vediamo, ce ne sono diversi temi. Dai. Va bene, io vi invito poi a avete Venite una poi. sagra. Noi ci abbiamo sta sagra su Piricocco. Se venite. Piricocchi spaccadori. Piricocco spaccadore. Posso andare anch'io? No, lei sta sagra di scorruto, se gli fa piacere. Va bene, io. Va bene, allora tanti auguri, viva il carnevale di Tempio. Grazie. Grazie Sì. assessore, grazie. Signor Sindaco, ci vediamo quando facciamo l'unione dei comuni. Va bene, arrivederci. grazie. Appuntamento tutti a Tempio e poi Salvatore. Mauristano. Qui Salvatore chiedeva al signor Sindaco se domani le scuole apriranno, visto a Tempio c'è stato il problema della neve, domani tutto a posto, le scuole Domani aprono? scuole a Tempio? Perché tutto pronto. Tutto a posto, ecco, no, tutto a no, posto. era Grazie importante. Sindaco. Ciao Sibieso. Grazie Sindaco. A proposito di carnevali, poi dopo ho una notizia anch'io, prego. No, volevo dire che c'è il musical Giulietta e Romeo, il musical in 3D. A San Valentino regalati una serata indimenticabile, acquista il biglietto e riceverai un simpatico omaggio. Lo spettacolo è il 24 e il 25 febbraio 2012 al Teatro dell'Auditorium del Conservatorio. Qui invece in Piazza dell'Unione Sarda il 19 di febbraio l'Unione Sarda in collaborazione con il patrocinio gratuito del Comune di Cagliari organizzano un carnevale stellare anche da queste parti, quindi il 19 dalle 16 alle 21 ci saranno le maschere tipiche, tanta animazione, spettacoli, laboratori e soprattutto un palco con la musica di Radiolina, il DJ Simo Luca e il DJ Luca Carcassi, poi zeppole per tutti e il famoso, non so cosa stiano inquadrando, ma va bene uguale, perché è carnevale, va bene lo stesso. A qualche punto. E c'è qualcuno che sta male stasera, devo dire. Cosa c'è? Il fuoco di Re Canciofali e che forse bruceranno Cosa anche lui. c'hai? Quando te non c'era tutto su in televisione, quando te non c'è, altrimenti me ne vado subito. C'è quella con la spina Gravao. Ma sai quella con la spina Gravao ti dà fastidio? No, ci sono abituato, ci sono, e tranquillo, ci posso poggiare le cose. Vabbè, un effetto ci poggia l'asciugamano, Certo, si lava. certo, uno si lava, si asciuga e secondo me mi tu solo so, però se ne ha appoggiato l'asciugamano. E tu dici, ti spieghi con me, scusa, poi te sei quieto. E secondo te cosa devo essere? Contento, devo essere. Tengo questa cosa che la farà te la gira, non ti può colpa tua. No, la colpa è l'atto che invece della Murena hai preso lo scoglio, metà buono. No, sta colpa è sta che ma se no buona pisca, mi ticchia sta cucurra. Ma fa male? Mi fa male. Vabbè, ma non c'è bisogno, non ci devi fare i capricci. Io faccio i capricci quanto voglio, perché sennò che cosa mi fai, Dall'altra parte, adesso mi sta deficiente. Porta una mi sta sedia. scorrovolando tutti smandarete se mi sta scorrovolando. Dai, non lo faccio più. Te la date una sedia, che gusto è di Mi Aici? sento male. Vieni mi sento qui, male. fallo sedere, fallo sedere. Mi stai bene in sacco. Ma perché non è ancora tolta questa cosa? Perché non mi date bogare, non mi date. La settimana scorsa sono andato via da qui, sono andato a pronto soccorso, no? Non c'era nessuno, ho detto, c'è, mi ticchia sta fortuna. No, ma si vede che sei fortunato. No, ma si vede che sei sbalossu, Comunque, pronto soccorso, suono e mi apre l'infermiera, ammazza brutta. Sicuramente l'ho svegliato, mamma mia. no. Mi guarda e mi dice, desidera. E gli ho detto, cappuccino e pasta. E isso? E isso mi ha detto, spiritoso, cosa vuole che la mezza mineraria? E io gli ho detto, sì, guarda, se me la dà con le bollicine a temperatura ambiente. E lui cosa fa? Mi ha dato il codice bianco, mi ha dato. Quanto hai fatto aspettare? Mi ha fatto aspettare 13 ore, bastardo! Mi ha detto, ma spero che è stato su scimpro. Poi sei entrato, te l'hanno tolto. No, perché siccome c'era questo dottore a voci del Malarione, mi ha guardato e mi ha detto, si spogli e si giri. Vabbè, quello deve fare, deve lavorare. Magari deve lavorare. Ti sei spogliato?
La pellicola di fuori! Che te ne so, era un uomo! Ho avuto paura, ho detto, ascolta, se mi vuole operare il mio per investito, altrimenti mi indiano! E allora? Mi ci arribogavo! C'è, ma Rusa si Io non mi spoglio, io sono all'antica! No, Rusa si scimpru! No, se tu sei sleggio! No, sono bello lui! Ma sono bello lui! Comunque, vai, ascolta, ti do 20 euro, me la togli? No, magari 20 euro, perché no? 25! Ma non sono un chirurgo! Dai, come faccio io? Ascolta, adesso aspettiamo che arrivi un'ambulanza, che li indivighi, così te ne vai, ma va che, bene? ma sei sicuro che arriva l'ambulanza? E certo che arriva l'ambulanza, dovrebbe arrivare la... Sta arrivando la... E questi chi li punti io? Oh, chi sono questi? I volontari! E Taboliti! Beh, ti devo portare in ospedale! Ma in Vespino! È l'ambulanza! E dove mi metto? Si metta dietro! Ma mettiti dietro! Ma c'ho l'arpione! Mettiti dietro così! No, ma mi hai toccato il sedere! Dai, aspettila! Vai così, vai! Vai! Ma tipo mi vela, se... Aiuto, Gitto! Vai! Oh, non riuscire in strada!